Allora, la Regione si trova ad attuare dei piani e dei programmi che sono decisi a livello nazionale, o meglio a livello sovranazionale. Sempre di più noi abbiamo un ruolo di attuatori e di meri attuatori esecutori e non possiamo incidere più di tanto, se non quello di fare un'azione politica di sensibilizzazione per livello nazionale, perché poi per modificare e raddrizzare delle politiche agricole europee che secondo il mio parere non stanno andando nella giusta direzione, ma rischiano di far morire l'agricoltura italiana a vantaggio forse dell'agroindustria. Forse qualcuno si avvantaggia, però non avremo più un prodotto, visto che la cucina italiana per esempio è patrimonio dell'umanità, ma sarà fatta con prodotti che non sono nemmeno italiani. Ecco, bisogna stare attenti a non cadere nelle ideologie. La tutela dell'agricoltura italiana significa tutelare il prezzo dei prodotti italiani e la competitività. Non possiamo avere mercati diseguali, non possiamo importare prodotti agricoli da paesi dove non vengono adottate le regole italiane, perché creiamo già per questo una concorrenza sleale verso i nostri prodotti che rimangono a marcire sui campi, e quindi la moneta cattiva scaccia quella buona. Ecco, il Veneto, l'ha sottolineato lei, ha un'importanza importante anche in percentuale a livello nazionale. Riesce ad incidere a livello nazionale in funzione di questa importanza? Ma questo è un lavoro che devono fare tutte le rappresentanze politiche, ma anche le rappresentanze degli coltivatori, i sindacati. Devono far capire che l'agricoltura nasce per creare beni per l'alimentazione, quindi prodotti alimentari per le persone. Quindi oggi stiamo trasformando le attività connesse, quindi secondarie, che sono di completamento, possiamo dire, di integrazione e integrazione, stanno diventando le attività principali. Noi stiamo perdendo di vista qual è, la mission principale dell'agricoltura, che è quella di dare prodotti alimentari, di produrre prodotti alimentari di qualità, buoni, sani e buoni. E oggi andiamo a questo paradosso: noi mettiamo i fotovoltaici nei nostri campi, abbiamo una richiesta che da luglio a dicembre in regione in attesa di approvazione di circa 10.000 ettari tra agrivoltaico e fotovoltaico a terra anche, che solo in pochi mesi stiamo sostituendo le nostre produzioni agricole di qualità dalle produzioni energetiche, e andremo a prendere i prodotti sempre in nome andremo a prendere i nostri prodotti da paesi lontani, migliaia e migliaia di chilometri, e quindi è tutto questo che per salvare il pianeta. È una grande beffa. Noi porteremo dal Brasile e dal Sud America prodotti su nostre tavole, quando questi prodotti potevano essere già prodotti quasi a chilometri zero vicino a noi. E qual è il bilancio per l'ambiente? Sicuramente negativo. Quindi stiamo veramente seguendo delle ideologie, dei paradossi la cui regia è in mano alla grande finanza mondiale. Se non ci rendiamo conto di questo, siamo anche noi complici della distruzione dell'agricoltura italiana e veneta. L'ultima domanda, allacciandomi a quello che ha detto lei prima nel suo intervento. Poi fondamentalmente però l'agricoltore non guadagna, e quindi la necessità anche poi di trovare reddito vendendo anche i terreni, e questo è un problema grosso. Questo è il problema, cioè è la mancanza di un prezzo giusto perché riesca a remunerare il lavoro dell'agricoltore. Guardi, sembra quasi fatta apposta. Peggio vanno le situazioni nella vendita, prodotti lasciati marcire nei campi, non c'è convenienza di portarli, di produrli. Fatalità, dopo il giorno dopo ti arriva la telefonata della multinazionale con i suoi adepti che cerca produzioni di agrivoltaico, fotovoltaico o altre produzioni energetiche. Sembra quasi una coincidenza, sembra quasi ci sia una regia per deprezzare da una parte il valore agricolo della nostra terra, per poi dare giustamente l'agricoltore dice qualcosa deve pur campare, piuttosto di non prendere niente, meglio viene attirato da questi miraggi di guadagno facile stando a casa tranquillo senza spese, che è quello dell'energia. Però attenti bene che c'è una strategia per buttare al macero la storia alimentare italiana,
per darci energie rinnovabili, che di rinnovabile poi di ambientalmente sostenibile non c'è nulla, che pagheremo più care, perché questi maggiori costi che vanno a vantaggio delle multinazionali soprattutto finiscono nelle nostre bollette e mettono fuori sistema per maggiori costi di energia le produzioni nazionali, non solo quelle agricole ma anche quelle industriali.